Autonomia pedemontana e TAV. Tre temi fondamentali per il Veneto in questo momento storico. Tre ceffoni a mano aperta che il ministro dell'Interno Matteo Salvini rifila agli alleati di governo dal palco di Bassano del Grappa. Il vice premier, assieme a Luca Zaia e ai big regionali del Carroccio, ha lanciato la volata ai candidati leghisti alle imminenti amministrative ed è stato chiarissimo sugli argomenti più scottanti delle ultime settimane. Primo su tutti, quello dell'autonomia. La parola data è sacra. La Lega è pronta, ma è pronta da settimane, il progetto è pronto e non fa bene solo al Veneto e alla Lombardia, ma sono tante altre regioni d'Italia, al nord, a centro e a sud, che chiedono efficienza, trasparenza, autonomia, velocità. E i 5 Stelle stanno tirando in lungo. Vengano a spiegare ai veneti se hanno cambiato idea. Io non ho cambiato idea, ho mantenuto la mia parola su altri provvedimenti di legge, sulle tasse, sull'immigrazione e sull'autonomia non si scherza e non si accettano perdite di tempo. La sensazione a conti fatti è che si sia arrivati al momento della resa dei conti sul percorso autonomista, a 1 anno e mezzo da un referendum i cui risultati sono fin troppo chiari. Altro tema da bollino rosso è quello della pedemontana, fonte di infinite baruffe fra Lega e Pentastellati. È un modello di buona gestione pubblico-privato, di tempi, di efficienza, a dimostrazione del fatto che a volte le scelte locali e il coinvolgimento dei privati rendono più veloci e meno costose le opere pubbliche. A livello statale mi auguro, e anche su questo, che non ci siano rallentamenti, la Brescia, Verona, Vicenza, Padova, che vada avanti, perché abbiamo bisogno sì di strade ma anche di ferrovie. È pronta, ci sono i soldi, quindi non capisco perché qualcuno stia rallentando.